Il girone C della prima categoria, quello del centro-ponente, si prospetta combattuto e avvincente e dietro le favorite conclamate come Ampi, San Quirico e Superba propone un novero di squadre che possono fare bene e credenziare tranquillamente nel bagaglio della neopromossa corniglianese di Cristian Fiorito e della veterana Vecchia Audace di Nico Messina, che si affrontano al Morgavi nella prima giornata di campionato, gara che comincia a dare spunti di cronaca già dal sesto minuto con una timida occasione per gli ospiti, traversone deviato di Caro, sponda di Bottare girata debole di Conca, sbloccata senza problemi da Pittaluga. Di ben altro spessore la risposta dei padroni di casa con questo taglio da sinistra a destra con Cavallo che entra a contatto con Rivera, il portiere bianco-blu prende palla e gamba, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Nella corniglianese c'è un bomber da centinaia di reti, Michele Colella sblocca la gara e la stagione con un destro a incrociare che spiazza l'estremo ospite, vale l'1-0 alla prima sortita locale. Il vantaggio apre le maglie delle due formazioni, allora 4 minuti più tardi Grezzi pesca Colella in aria, il numero 9 cerca il tiro a giro ma calibra male e di fatto spreca una grande occasione. Un attimo di pausa, poi al 26esimo la sgroppata di Zelatore, lo scarico di Concas, il bolide di Banca sembra ben indirizzato ma non arriva a bersaglio per il sacrificio di un difensore di casa, intervento che rischia di diventare un power play perché sul capovolgimento di fronte, punizione corniglianese con pallone morbido sul secondo palo, ne nasce una mischia con anche la rete dei padroni di casa, ma il direttore di gara nulla per una posizione di fuorigioco. Si va a riposo sull'1-0, si rientra con la clamorosa occasione per Conca su cross di Buonara, l'ex Carpi di testa tra le braccia del nuovo entrato delle Piane. Gol sbagliato, gol subito, teorema dimostrato empiricamente 30 secondi dopo, perché la corniglianese va dall'altra parte, Grezzi sulla corsia di sinistra a Domestica, mette al centro, Colella deve solo appoggiare in rete, proteste per la posizione del numero 10 ma gol convalidato e 2-0 per i neroverdi che potrebbe essere il colpo del KO e invece praticamente immediatamente dopo la ripresa del gioco la Vecchia Audace si butta in avanti e Bottari viene atterrato in aria, secondo rigore di giornata, primo gol in stagione degli ospiti, come l'anno scorso lo segna Daniele Garzon al Morgavi e su calcio di rigore. A cambiare è solo l'avversario e cambia anche il punteggio, è solo il sesto minuto ma la formazione di Messina ha subito la chance per il 2-2, retropassaggio assassino per Delle Piane, Concas capisce tutto ma il piede è quello sbagliato e la conclusione del numero 9 viene salvata sulla linea. La Vecchia Audace si butta in avanti e si scopre all'85esimo, Colella squarcia la difesa avversaria, Rasero entra in area ma trova l'opposizione di Rivera a tempo praticamente scaduto, punizione corniglianese con Cagno che beffa barriera e portiere avversario, il numero 7 realizza la rete del definitivo 3-1 che è anche quella che certifica i primi 3 punti della neopromossa di Cristian Fiorito all'esordio in prima categoria.